Seconda e ultima parte del nostro viaggio nella terapia intensiva del Cafoncello, dove parte un messaggio forte e chiaro: negare vuol dire non avere senso civico. Poi l'appello alla prudenza: aiutateci ad aiutarvi. Storia di vita dietro camici di medici e infermieri. Come un operatore da poco papà: sono preoccupato, certo, dice, ma questo è il nostro dovere. Superate le 3.000 vittime del Covid a inizio pandemia in Veneto, il governatore in Veneto ha numeri per restare in zona gialla e rivela: abbiamo un piano di emergenza per prepararci anche al peggio. Dopo poco un solo Covid hotel nella Marca, secondo la CGIL, che Regione Federalberghi chiede di individuare altre strutture ricettive da utilizzare temporaneamente. Intanto a Monastiere l'ipotesi Villa Fiorita divide i cittadini. A Casale sul Sile i 7 medici di base del paese hanno iniziato a eseguire i tamponi ai loro assistiti. Fondamentale per i nostri assistiti, dicono, da lunedì al venerdì si danno il turno al drive-in allestito al campo sportivo. Assemblea nazionale di ANCI, l'intervento del presidente veneto Mario Conte: noi sindaci baluardo della lotta al Covid, dice il primo cittadino di Treviso, chiediamo di partecipare alla distribuzione del Recovery Fund. I carabinieri trovano nascosti in un pozzetto nella rete elettrica a Casale sul Sile una bombola di acetilene, una bombola di ossigeno e altro materiale per assalti a bancomat. Scatta il sequestro. Centinaia di disegni realizzati dai bambini dell'asilo di Arcade esposti in piazza per sensibilizzare ai diritti dell'infanzia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Allora, ieri abbiamo proposto l'inizio del viaggio del nostro Christian Arboit all'interno della prima linea della lotta al Covid, della terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Avete sentito, avete visto le immagini, soprattutto all'interno, anche la storia, lo ricorderete, di Bruno risvegliato dalla sedazione. Il viaggio si conclude questa sera all'interno sempre della terapia intensiva del Cafoncello, con altre storie di operatori sanitari e con un messaggio forte e chiaro che arriva dal primario. Io non posso pensare che il popolo italiano, con tutte le informazioni che ha, non riesca a comprendere che queste cose esistono. In terapia intensiva non ci sono il giorno e la notte, il clima è sospeso, ogni vita cristallizzata e trattata con cura. Li hanno chiamati eroi nella prima fase della pandemia, oggi qualcuno li tratta con sufficienza, talvolta fastidio, come se lottare contro il virus fosse uno scherzo. Qui però, dove in gioco c'è la vita, c'è poco tempo per guardare i dibattiti da salotto, anche se non manca un pizzico di amarezza. Non credo che i negazionisti abbiano senso civico, assolutamente. La struttura è sotto stress, i riposi spesso saltano, ma qui nessuno si lamenta. Sicuramente è faticoso, però si fa, insomma, fa parte del nostro lavoro e pertanto ci mettiamo in gioco, insomma. Ovviamente in questo periodo è richiesto uno sforzo maggiore, ma si fa, insomma. Alla fine del nostro viaggio la procedura della svestizione, i calzari, i guanti, la visiera, il camice, tutti negli appositi contenitori, un rito alla rovescia altrettanto importante, perché a casa c'è sempre qualcuno che aspetta, come racconta questo neopapà. Ettore, sì, era gioia, insomma, torna a casa felice per vedere lui, ecco, sì, di sicuro. Felice ma magari un po' preoccupato per questo. Sì, di sicuro preoccupato, anche prima in gravidanza, forse ancora di più adesso, per carità, però di sicuro non bisogna mai abbassare la guardia e penso soprattutto a qualsiasi manovra che faccio, ovviamente a casa. Questi segni sulla fronte della visiera dopo poco più di mezz'ora. È lo stesso primario Farni a consigliare di filmare la reazione della pelle, che racconta di una costrizione necessaria. Ma qui i turni non durano certo mezz'ora. Minimo la mattina e il pomeriggio 7 ore, sono 7 ore. Riusciamo a fare qualche pausa di 10 minuti, ma non di più. E la notte? La notte sono 10 ore. In queste 10 ore dovete anche pronare i pazienti, quindi anche fatica. Chiaramente ci troviamo in condizioni anche abbastanza pesanti. E se una morale c'è in tutto questo, la sintetizza in poche parole Farnia, che così si rivolge ai trevigiani. State tranquilli, ovviamente abbiate la preoccupazione e aiutateci a non infettarvi e quindi a ridurre il lavoro per tutti noi, ma tutto quello di cui ci sarà bisogno noi cercheremo di darlo a tutti quanti.
Ed ora la situazione dei contagi nella Marca in attesa del bollettino di questa sera dell'azienda Zero. Al focolaio dell'Orast in Motta di Livenza salgono a 18 i pazienti positivi, asintomatici o lievemente sintomatici e 7 operatori tra medici e infermieri. Domani un nuovo screening. Salgono a 18 i pazienti contagiati all'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza, isolati nel repartino Covid, allestito proprio in questi giorni per separare i casi positivi dagli altri pazienti. Sono tutti asintomatici, tranne un paio di persone che hanno qualche leggero sintomo, quindi una situazione molto ambigua che si può trovare solo con i tamponi. Proseguiamo, domani faremo il tampone e siamo al 5° giorno dall'inizio del focolaio, tampone a tutti i pazienti e a tutti gli operatori, e al 10° giorno rifaremo a tutti i pazienti e a tutti gli operatori. Il focolaio, che dopo lo screening generale ha messo in luce anche la positività di 7 lavoratori in isolamento domiciliare, è stato rilevato nel reparto di cardiologia medicina venerdì 13 novembre, probabilmente da un paziente arrivato dall'ospedale di Treviso qualche giorno prima e risultato negativo al tampone di controllo che si fa per prassi prima di qualsiasi trasferimento. Probabilmente il paziente era negativo in un periodo finestra. Proprio grazie alle misure prese, gli altri reparti funzionano regolarmente. Essendo ben localizzato il focolaio e ben chiuso all'interno del repartino creato, abbiamo mantenuto normalmente attivo tutto il poliambulatorio con tutte le attività ambulatoriali, come abbiamo mantenuti aperti i ricoveri nella riabilitazione neurologica. L'ospedale lavora tranquillamente. E poi a Marghera stamane il punto di Zaia. Nel giorno in cui il presidente Zaia annuncia che il numero dei decessi ha superato i 3.000, si torna a parlare di un piano di emergenza straordinario, su cui però il governatore mantiene riservo. Il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegnere Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto? Ma fino a 6.000 ci siamo, pronti anche al peggio, e siamo organizzati anche per il peggio. Ma sentite, stiamo parlando, hai capito, se cade un meteorite, avete un piano per il meteorite? Sì, avevamo, invento, c'è il piano, cioè siamo pronti a tutto. Intanto da venerdì la mappa Covid d'Italia potrebbe colorarsi d'arancione, ma per il momento Zaia si dice cautamente positivo. I nostri dati sono assolutamente buoni, dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T. Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla, penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione. La conferenza stampa è stata l'occasione per rendere noti i numeri delle forniture di dispositivi individuali distribuiti dal 26 febbraio a oggi in strutture sanitarie, medici di base, pediatri di libera scelta, case di riposo, strutture sociosanitarie. Calzari 1.984.770, camici 5.651.038, cuffie 2.306.650, guanti 25.799.440, mascherine chirurgiche 31.623.351. Il governatore ha poi evidenziato come la presenza di 3 assessori regionali positivi al coronavirus non pregiudichi l'attività della giunta e aggiunge: Io vivo in una bolla, nel senso che i miei contatti stretti siete voi, punto, li ho finiti. Le mie frequentazioni sono voi, no, siete voi, il gruppo di lavoro sopra che saremo 5 o 6 e poi a casa mia moglie, punto. E per concludere, sui test fai da te, l'appello è a chi riceve proposte d'acquisto. Lo strumento che abbiamo presentato non è vendibile, non è utilizzabile perché non è, primo, validato, secondo, autorizzato. Per cui chiunque va a proporlo in giro, io non so se sia vera sta roba, propone una roba che non può fare, è illegale. Le ha citate anche Zaia, gli assessori della giunta positivi. Abbiamo raggiunto via Skype Federico Caner, sentiamo cosa ci ha raccontato. A volte io ho capito che magari ci sono dei gesti di cui noi non ci rendiamo conto, ma che facciamo? Basta toccare, che ne so, una carta
e mettersi le mani negli occhi piuttosto che in bocca, ecco che nonostante tu sia stato molto attento, rischi di beccartelo lo stesso. Un virus subdolo che colpisce appena trova uno spiraglio. Ne sa qualcosa Federico Caner, terzo rappresentante della giunta Zai a finire in isolamento per la positività dopo Elisa De Berti e Francesco Calzavara. Nonostante mascherine e distanziamento, le tante accortezze quotidiane. Purtroppo è arrivato, però insomma mi sento di rassicurare tutti perché fortunatamente, almeno nel mio caso, diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo e quindi forse l'ho preso in una forma leggera e quindi fortunatamente, al di là di un po' di febbre il primo giorno, un po' di classici dolori diciamo influenzali, però niente di grave. Il lavoro di giunta ovviamente prosegue. Siamo sempre collegati al computer o all'iPad o al telefono, quindi di fatto il lavoro non manca. Ecco, l'unica cosa che noto è che magari si arriva molto più stanchi alla sera. Seguire sempre le regole, anche quelle considerate minime, è l'appello di Caner, che al tempo stesso ricorda: il Covid non deve farci cambiare, serve solo più attenzione. Quello che mi sento di dire alla popolazione è questo, quindi viviamo, facciamo le cose che dobbiamo fare. Io non sono mai stato uno per il lockdown totale e continuo a sostenerlo, però è anche vero che il lockdown totale lo puoi evitare se ti comporti con testa. La questione dei Covid hotel, troppo poco, uno solo nella Marca, lo dice la CGIL, che chiede a Regione Federalberghi di individuare altre strutture ricettive da utilizzare temporaneamente per ospitare pazienti Covid in via di guarigione. Intanto a Monastiere l'ipotesi, l'eventualità che il Park Hotel Villa Fiorita si trasformi in Covid hotel divide i cittadini. È incomprensibile il motivo per cui nella Marca trevigiana, la provincia più colpita in Veneto dal contagio, sia stata identificata solo una struttura alberghiera Covid Hotel fra le 16 definite a livello regionale. Ad affermarlo è la CGIL, secondo cui la riconversione delle strutture ricettive non solo può alleggerire i nuclei che vivono la difficoltà del contagio in casa, ma anche far ripartire l'attività alberghiera e il suo indotto. Al momento risulta solo Villa Fiorita a Monastiere. Nell'elenco della regione, in paese la notizia divide. Mi fa piacere per i titolari, perché sinceramente dopo un anno che l'attività è chiusa effettivamente va bene, però non so. Vedere portare gente che potrebbe essere positiva per me non è una buona iniziativa. Ovviamente anche loro devono vivere, però non mi sembra una buona iniziativa per noi commercianti. Se si utili sono d'accordo. Sì, va bene, anche io sono d'accordo, sì. Se è una cosa utile che serve alla popolazione, a tutti quanti, insomma, ben venga. Non vedo problemi per la cittadinanza, che soprattutto è quello l'interesse mio, insomma, è quello di proteggere appunto la cittadinanza, però non ci vedo assolutamente nessun tipo di problema. E per la struttura, credo sia la struttura anche che ha adeguati spazi larghi, insomma, e quindi può dare veramente risposta a questo problema che emerge adesso, insomma, sempre se ce ne sarà la necessità. E poi c'è l'aspetto economico che non va dimenticato. Credo sia anche una temporanea attività che viene comunque, cioè qui c'è domanda e offerta che si incrociano, c'è la necessità di trovare degli spazi adeguati e c'è una struttura ferma appunto che è in sofferenza, quindi la vedo una cosa positiva. Il TAR del Veneto ha respinto la richiesta di sospendere l'efficacia della delibera della Giunta regionale del luglio scorso che fissava le misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 considerate indispensabili a mettere in atto quanto era stato previsto dal decreto rilancio approvato dal governo a maggio. A chiedere quell'annullamento della delibera era stata la segreteria regionale del Sindacato Medici Italiani, convinta che il provvedimento sia illegittimo perché va a mescolare le competenze dei medici di famiglia con quelle delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziali, i piccoli gruppi che hanno il compito di valutare, su segnalazione del medico di famiglia o del pediatra, i pazienti positivi al Covid che non sono ricoverati. Un servizio di assistenza a domicilio fondamentale per ridurre la pressione sugli ospedali. Bene, il TAR ha respinto il ricorso del Sindacato Medici Italiani. Da un ricorso respinto all'attività dei medici di base sul campo per i tamponi. Hanno iniziato in diverse ovviamente realtà. A Casale sul Sile è aperto il punto tamponi, 7 i medici di base che si turnano e che dicono è un servizio fondamentale per i nostri assistiti.
Stadio di rugby, alla cassa non ci si ferma per pagare il biglietto, ma per sottoporsi al tampone. I medici di famiglia, che già lavorano in gruppo, si sono resi disponibili a eseguire i test antigenici e su spunto di uno di loro, che è anche presidente del casale rugby, è stata scelta questa location allestita dal comune e sorvegliata dalla protezione civile. Siamo un gruppo di 7 medici di medicina generale che lavorano in gruppo, supportati da 2 infermieri. L'iniziativa è partita ed è stata anche accolta con gran favore da parte della popolazione. Sia ieri che oggi abbiamo praticamente registrato il pienone. Voi vi date il turno qui come medici? Sì, ogni giorno ognuno di noi presenzia per 2 ore con la collaborazione dell'infermiere. Si vedono facce comunque conosciute, vedono magari il proprio medico, in questo caso anche l'infermiere che magari hanno conosciuto ambulatorialmente e di conseguenza si sentono più rassicurati. Niente coda, esito comunicato sia in caso di positività che di negatività entro mezz'ora. Punti tampone gestiti dai medici che contribuiscono ad alleggerire i principali drive-in della provincia. Solo qui, tra ieri e oggi, sono stati effettuati 60 tamponi, 3 in tutto i positivi. L'unico grande problema è che praticamente nel giro di un paio di giorni finiremo la fornitura data dalla ASL, dall'azienda. Per cui il nostro proposito, il nostro invito sarebbe quello, vista la riuscita positiva dell'esperienza, di poter reiterare e continuare su questa strada. Quanta importanza ha che anche i medici si attivino? Ma è fondamentale perché loro conoscono il territorio, hanno un contatto diretto con i loro pazienti e quindi scaglionano con i tempi giusti nell'arco di queste 2 ore, dalle 11 alle 13, coloro che hanno bisogno di fare i tamponi. Una singolare protesta contro il governo a Montebelluna nella notte. Ignoti hanno ricoperto la strada e la piazza principale con migliaia di bigliettini, tutti uguali, con affermazioni di critica appunto verso Palazzo Chigi. L'episodio, riferisce il comune, al vaglio delle forze dell'ordine. Noi italiani, si legge nei volantini, non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne, noi facciamo la guerra al nostro governo, dice il bigliettino, nemico delle libertà nazionali, al nostro cieco, testardo, crudele governo che non sa darci né pace né pane e ci nutre solo di odio e di illusioni. La firma, quello di un fantomatico Prometeo. La Polizia del Suolo Pubblico ha richiesto in mattinata varie ore di lavoro da parte dell'azienda incaricata della gestione dei rifiuti urbani. A proposito di amministrazioni, oggi la seconda giornata dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'intervento del sindaco di Treviso, che è anche, come sapete, presidente di ANCI Veneto. Collegati via web dai propri municipi per condividere le difficoltà affrontate in questi mesi di pandemia. Nella seconda giornata della 37esima Assemblea ANCI, la gestione sui territori dell'emergenza Covid è stata al centro del panel Sindaci Riserva della Repubblica, che ha visto l'intervento tra gli altri del primo cittadino di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte. È stato bello vedere Treviso seduta al tavolo insieme a Roma, a Bari, a Genova e insomma città assolutamente importanti. Sono stato orgoglioso di aver rappresentato la mia comunità e soprattutto mi fa piacere vedere che Treviso è presa come modello amministrativo anche dagli altri sindaci. L'incontro, ha spiegato Conte, è stata l'occasione per condividere gioie e dolori di questi mesi. I sindaci sono stati baluardi a sostegno delle proprie comunità. È stato un periodo complesso dal punto di vista amministrativo, ma anche emotivo, ha continuato Conte. I sindaci sono stati degli equilibristi tra la paura del contagio, le difficoltà di commercianti e partite IVA, la necessità di mantenere in equilibrio i bilanci comunali. Sindaci che hanno, come ho ribadito io, asciugato le lacrime delle partite IVA, dei commercianti, degli imprenditori, sindaci che hanno dovuto tenere in equilibrio i bilanci comunali e i servizi erogati ai cittadini. Nasce la rivoluzione del buon governo sulla base dei colori del nostro paese, le parole del sindaco che elenca quelle che sono le richieste dei primi cittadini al governo. La richiesta di fondi e soprattutto quella di avere meno burocrazia e la possibilità di agire in modo tempestivo, perché i problemi dei cittadini che ci vengono esternati oggi necessitano di una soluzione domani, non fra un anno, fra 2 anni. E poi la possibilità di sederci attorno a un tavolo insieme al governo nella distribuzione del Recovery Fund. Una brutta notizia sul fronte dell'occupazione, perché la riorganizzazione aziendale pensata dai vertici di Permastelisa SPA
per quanto riguarda il sito di Vittorio Veneto passa per un esubero occupazionale di ben 150 dipendenti. È la decisione temuta dai sindacati che si voleva scongiurare, secondo la FIOM CGIL e la FIM CISL trevigiana, che l'hanno appresa nel corso del tanto atteso incontro di oggi, 18 novembre, dopo che il 30 settembre il gruppo è stato acquisito dalla statunitense Atlas Holding. Il piano industriale, che punta appunto a recuperare la redditività persa dal sito di Vittorio negli ultimi anni, purtroppo passa attraverso questa riorganizzazione con un esubero occupazionale, dicevamo, di 150 dipendenti. Nel piano sarebbero 131 impiegati e 19 operai. Lunedì ovviamente saranno convocate le assemblee dei lavoratori, quindi un fronte che resta molto caldo, con la notizia appunto di questo esubero di 150 dipendenti. La cronaca invece ci parla di un'operazione dei carabinieri di Casale sul Sile, che in collaborazione con un tecnico della società elettrica che stava effettuando lavori in via delle Industrie hanno trovato ieri sera nascosto in un pozzetto della rete elettrica, lo vedete nelle immagini, una bombola di acetilene rubata da una ditta del veneziano, una bombola di ossigeno e altro materiale utile per assalti esplosivi a bancomat e casse continue. Il materiale è stato sequestrato e l'area posta in sicurezza, ovviamente in collaborazione con i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate alla compagnia di Treviso, al nucleo investigativo del capoluogo. Insomma, è stato scongiurato un assalto ai bancomat con questa bomba che era già praticamente pronta. Adesso la pubblicità, poi torneremo in città a Treviso. Rieccoci allora al telegiornale di Treviso, torniamo in città, parliamo di ambiente e di risparmio energetico. Riscosso molto interesse il bando per il cambio delle caldaie attivato dal comune di Treviso. Esaurito il fondo previsto, ora si punta al rinnovo per convincere alla sostituzione anche gli ultimi grandi, chiamiamoli così, inquinatori. E oltre a quelli che faremo quest'anno, almeno altri 20 dovrebbero avere un passaggio da gasolio a gas, e questo porterebbe a una sensibile diminuzione dell'inquinamento. Sono ancora almeno 20 i grandi inquinatori dell'aria a Treviso. Identificati da tempo, dovrebbero essere i prossimi beneficiari del bando caldaie, che il Comune ha già deciso di rinnovare anche per il 2021. Siamo felici di aver speso quasi tutti i 200.000 euro che abbiamo messo nel primo bando di quest'anno. Ne stiamo facendo un altro per il prossimo anno di altri 200.000 euro. Sono 7 condomini che erano fortemente inquinanti perché avevano un'alimentazione a gasolio, un riscaldamento a gasolio, e gli altri sono abitazioni domestiche private, ma anche qualche negozio che ha deciso di utilizzare questi incentivi per cambiare le caldaie. Un'opportunità che, va ricordato, non si sovrappone ma diventa complementare al bonus energetico dello Stato del 110%. Perché, a differenza del 110%, noi in base alle fatture presentate restituiamo soldi veri e quindi non detrazioni fiscali. Azioni per migliorare la qualità dell'aria in città, tenendo conto che il blocco totale di primavera e quello parziale di queste settimane ha confermato un dato importante. Siamo in una situazione simile a quella dell'anno scorso, con lo stesso numero di sforamenti. Non stiamo andando peggio, non stiamo andando meglio, ma è chiaro ormai il trend che ci ha dimostrato il Covid, che la maggior parte dei dati legati all'inquinamento sono dovuti al riscaldamento domestico. Sempre in città, con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma, è stata installata una nuova telecamera di videosorveglianza nel quartiere latino, in funzione da ieri, che monitorerà a 360 gradi tutta l'area, dove sono posizionate anche alcune panchine. Da alcune settimane ricevevamo segnalazioni da parte dei residenti ed esercenti di situazioni di assembramento da parte di gruppi di giovani, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Per questo motivo, attraverso risorse di bilancio messe a disposizione dell'amministrazione comunale, è stato disposto, con una procedura d'urgenza, l'affidamento a una ditta specializzata per il posizionamento e la messa in funzione di una telecamera cosiddetta dome, in grado di monitorare l'area a 360 gradi, quindi una telecamera non solo per la sicurezza ma anche anti-assembramento in questa zona del centro di Treviso. Ancora a Treviso, ma per parlare di parcheggi, il Partito Democratico, attraverso il capogruppo PD Pelloni, parla di un'occasione persa sulla formalizzazione in giunta del nuovo intervento al Park Cantarane. Fare un multipiano di un piano, in realtà, nella zona del Cantarane era funzionale a pedonalizzare Piazza Duomo. Siamo l'unica città del Veneto che parcheggia le sue auto in Piazza Duomo, nel salotto della città. Partito Democratico a Treviso all'attacco dopo il via libera in giunta per l'intervento al Park Cantarane, con la realizzazione di 100 posti a raso. Niente multipiano quindi, che secondo il PD avrebbe dato risposte a quelle che sono le richieste di cittadini e commercianti. Questa pandemia ci fa ripensare anche
gli spazi comuni della nostra città. I commercianti e i bar chiedono più spazi, i residenti chiedono nuovi spazi pedonalizzati in piazza Pio X. Dovremmo ripensare con coraggio la nostra città, un'occasione persa. Non ci convince, aggiunge Pelloni, l'idea di città che ha questa amministrazione. Questa amministrazione, pur di rinnegare quello che ha fatto di buono la precedente, ne fa tutto il contrario. Nei 5 anni di opposizione, quelli che oggi stanno governando la città hanno protestato lungamente contro il parcheggio al patinodromo per poi farlo e non hanno detto una parola sul Cantarane per poi cancellarlo. In Consiglio Comunale chiederemo maggior coerenza riguardo agli atti che hanno fatto quando erano opposizione. Abbiamo avvocato poco fa, è arrivato il bollettino della sera dell'azienda Zero con i casi positivi in Veneto, che nelle ultime ore sono 1335 in più, a Treviso 354. Diamo il dato complessivo della giornata consommando i dati di questa mattina, quindi in Veneto sono 3312 nuovi casi positivi, in linea sostanzialmente con quello di questi giorni, e 765 a Treviso nell'arco della giornata. Come sempre da monitorare la colonna dei ricoveri che sono saliti a 2231 in area non critica e 293 in terapia intensiva nel Veneto, il dato che è sempre importante monitorare. Adesso ad Arcade, una piazza piena di disegni con un significato particolare, disegni realizzati dai bimbi della scuola d'infanzia. Un girotondo di sagome, personaggi di catering colorati e arricchiti da messaggi inclusivi che si rincorrono, parole che come bimbi si muovono, saltano e giocano in libertà e tengono unito il filo che li lega alla società. Un coro dipinto che parte dal cuore della città, che diventa una tela sulla quale riflettere in occasione della giornata dei diritti dell'infanzia. Proprio per sensibilizzare gli adulti, i cittadini, le famiglie a quello che è l'importante tema della salvaguardia dei diritti dell'infanzia. Chi vuole può scrivere un suo messaggio da rivolgere ai bambini alla mail dirittidei-bambini.arcade@gmail.com. Un richiamo agli occhi attenti e curanti dei grandi, specie in questo particolare periodo in cui difficoltà emergenti si fanno largo tra i più giovani. Proprio dicevo, in questo periodo appunto dove la distanza fisica va ad assottigliare questi fili delle relazioni, credo sia importante che noi educatori, insieme anche agli amministratori, cerchiamo di tenere ben saldi i fili delle relazioni amicali e della nostra comunità. Il messaggio raccolto dall'amministrazione è quello a restare uniti in segno di un'intera comunità che sia educante. L'intento di ogni amministrazione è quello di pensare al benessere della propria comunità, benessere che passa certamente dalle infrastrutture, ma soprattutto dal benessere psicofisico delle persone. Benessere psicofisico che, come recita l'articolo 31 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia, passa attraverso la dedizione al gioco, diritto che troppo spesso viene dato per scontato. Le notizie dal Bellunese adesso. Anche qui velocemente ritorniamo al bollettino serale dell'azienda Zero. Allora, a Belluno sono 88 i nuovi casi positivi delle ultime ore, vanno a sommarsi ai 104 di stamattina per un totale di 192 casi positivi a Belluno. E intanto sulla questione Covid Hotel, 2 strutture individuate nella zona di Belluno, c'è una coda polemica il giorno dopo la presentazione della lista di 16 da parte della Regione. Quello che vedete alle nostre spalle è l'Hotel Europa Executive, assieme alla residenza sanitaria di Domegge, nuovissima, è stato inserito nell'elenco degli alberghi Covid a disposizione in provincia di Belluno, ma c'è un ma, perché né la struttura sanitaria per anziani né tantomeno la dirigenza, l'amministrazione della catena che gestisce l'Hotel Europa erano a conoscenza e sarebbero finiti in questo elenco della Regione. Non abbiamo aderito ad alcun elenco Covid Hotel,
non abbiamo compilato nessun questionario, non abbiamo assolutamente dato alcuna adesione. Valerio Tabacchi, AD del gruppo Stay-In, che gestisce una catena di alberghi nel nord Italia e fra questi l'Europa Executive di Belluno, conferma che la società ha chiesto informazioni all'ULSS sulla possibilità di ospitare volontari o personale sanitario operanti nelle strutture bellunesi, ma residenti fuori provincia e null'altro di più. Oltre alla semplice richiesta informazione, fateci sapere quali sono le condizioni di ingaggio, fateci sapere quali sono le tipologie di pazienti, clienti e quant'altro che avete necessità di ospitare, non c'è stata nessun tipo di conferma da parte nostra, anche perché l'ULSS non ci ha mai contattato. L'ULSS in una nota di oggi chiarisce che il 14 novembre su indicazione della Regione è stata verificata la potenziale disponibilità di strutture ricettive sul territorio. L'interlocuzione è iniziata con Federalberghi, a cui non aderisce l'Hotel Europa associato a Confindustria. Federalberghi ha fatto i nomi di 2 strutture. A queste ULSS ha aggiunto l'Hotel Europa e la residenza di Silvestro di Domegge, la cui proprietà aveva in precedenza dato disponibilità a ospitare temporaneamente persone Covid positive. Nessuna fantasia, precisa ULSS e Dolomiti, che spiega però come quelle trasmesse siano state disponibilità di massima. Non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale né appunto nessun tipo di protocollo da firmare, come invece ad esempio è stato fatto in Regione Lombardia. Tra l'altro ricordo che l'Hotel Europa Executive offre solo la sistemazione con camera e colazione, quindi non avrebbe mai potuto ospitare dei pazienti Covid, proprio perché non avendo il servizio di ristorazione è evidente che un paziente positivo non è che possa alla sera prendere e andare a cenare da qualche altra parte. Polemiche anche da parte del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, nella sua veste di vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS Dolomiti e di presidente del distretto di Belluno. Sentiamolo. Non ci preoccupa sotto il profilo sanitario o dei riflessi di questo genere, ovviamente bisogna però che siano delle procedure che vengano in qualche modo concertate fra i proprietari, fra la regione e la ULSS e in qualche modo ci sia un'organizzazione dietro che consenta l'utilizzo di queste strutture nel modo più appropriato. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. La sintesi, secondo il sindaco di Belluno, è tutta qua, guardando l'elenco della regione che ha individuato le strutture probabili Covid Hotel. Sia ben chiaro, dice Massaro, l'esperienza dei Covid Hotel già vista in Lombardia è stata positiva e le strutture hanno garantito alti standard di sicurezza in tutte le situazioni, ma in questo caso è mancata la concertazione, esattamente come si è appurato qualche settimana fa per l'individuazione di una nuova RSA a Domegge di Cadore, denunciata dallo stesso Massaro nella sua veste di presidente del distretto di Belluno. Noi siamo ovviamente favorevoli all'individuazione di qualunque struttura che oggi possa servire per curare i malati, quindi questa è la premessa necessaria. Tuttavia quella struttura, ricordiamo semplicemente che è stata realizzata con l'idea di farne una casa di riposo quando non era stata autorizzata da parte della conferenza dei sindaci l'inserimento di questa struttura nel piano di zona. Piano di zona che prevede quanti posti letto ci devono essere e soprattutto dove. Aprire una casa di riposo a Domegge, spiega Massaro, vorrebbe dire chiuderne un'altra nelle già fragili terre alte. Quello che diciamo è sì assolutamente a trovare delle strutture che possano ospitare i malati in una fase transitoria di emergenza, assolutamente no a trovare delle scorciatoie o delle furberie un po' italiane per fare in modo che una volta terminata questa emergenza improvvisamente questa struttura che non è autorizzata diventi una casa di riposo autorizzata. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Pressione in lieve diminuzione, tempo ancora generalmente buono ma con qualche eccezione. Il dettaglio di giovedì 19 novembre. Sul Veneto nella prima parte della giornata avremo la consueta formazione di foschie o nebbie in pianura, localmente anche fitte, ma in dissolvimento con il passare delle ore quando diventerà decisamente più soleggiato. Entro seranotte arriverà anche qualche pioggia a carattere sparso. Quota neve in calo fino a 1400-1500 metri sulle prealpi, 1100-1200 metri sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature, minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche qui la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 14-15 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto. Nel pomeriggio aumenterà però la nuvolosità e deboli precipitazioni saranno possibili in serata. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.